Il sole di queste settimane ha già fatto accorrere molta gente al mare, spiagge invase, cittadine balneari prese d'assalto e la Pasqua, che quest'anno cade a metà aprile, di fatto anticipa la stagione estiva. Amministrazioni comunali che si stanno organizzando perché tutto sia pronto. A Jesolo intanto sistemata la parte di arenile danneggiata dall'erosione. 60.000 metri cubi che purtroppo ogni anno devono essere portati meccanicamente perché c'è questo ripascimento che fa l'amministrazione comunale e regionale, viene quest'anno garantito e quindi quelli che vorranno passeggiare tranquillamente in pineta sanno che già nella Pasqua troveranno tutta la spiaggia di Jesolo pronta ad ospitarli. L'obiettivo di commercianti ed esercenti delle zone balneari è quello di allungare sempre più le stagioni estive. I costi infatti che devono sostenere le attività delle cittadine di mare per i soli 4 mesi rischiano di compromettere la redditività delle aziende e quindi la capacità di rimanere competitive. Per questo, spiega Calzavara, è fondamentale allungare le stagioni. Riuscire ad allungare la stagione anticipandola così come si diceva con la Pasqua e utilizzando il mese di ottobre che si sta sempre di più dimostrando un mese mite dal punto di vista delle temperature e della possibilità di fruire dei servizi delle nostre località è ormai un must che tutte le località cercano di farlo. Poi aggiunge. È difficile perché la concorrenza è notevole e bisogna soprattutto non farlo abbassando i prezzi perché si rischierebbe soltanto di fare una ricorsa verso il basso, invece credo che le capacità di tutta l'ospitalità del Veneto deve mirare a collegarsi a Venezia e a offrire un'offerta di alta qualità. E quest'anno, complici le giornate quasi estive di questa settimana, sta portando nelle zone marittime numerose persone. Qualcuno ha già scelto di fare il bagno, altri si accontentano di prendere i primi raggi di sole in spiaggia.